cominciare prima a dimostrare il servizio delle Iene, un bel servizio che dimostra in maniera, io secondo me, incontrovertibile, l'efficacia delle decisioni assunte dalle autorità politiche e sanitarie del Regione Veneto, in particolar modo per quanto riguarda la partita dei tamponi. Lo voglio fare questo passaggio perché ci sono stati alcuni esponenti politici, anche qui a Schio, che fanno riferimento alla galassia della sinistra, in particolare i consiglieri comunali di coalizione civica, che non hanno mai perso l'occasione per fare polemica, per vomitare veleno nei confronti della nostra sanità. Lo hanno fatto in maniera, secondo me, strumentale, anche spregevole, devo dire, arrivando appunto anche a dare lezioni sulla partita dei tamponi. Qui un consigliere di coalizione civica nel suo profilo Facebook qualche giorno fa ha scritto queste parole che adesso vi leggo. Scrive questo consigliere: io non sono un virologo né un effettivologo né tantomeno un epidemiologo. Non voglio insegnare il mestiere a nessuno e ci mancherebbe altro, aggiungo io. So che la questione è complessa, so anche che le risorse sono limitate. Però mi sono veramente rotto le balle di politici che raccontano balle metodicamente per costruire il consenso. Mi rode veramente il fegato, continua il consigliere. Mi ribolle il sangue. Non posso più sopportare che il mio governatore dica che farà i tamponi per strada agli asintomatici quando contemporaneamente nelle linee guida degli ospedali che dirige si dice il contrario. Allora, per fortuna che il consigliere comunale ha specificato di non essere un medico, un scienziato, un difettologo, eccetera, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, proprio per questo io ci avrei pensato più di qualche minuto prima di scrivere un post del genere, a meno che non avessi avuto cogliere la palla al balzo per fare anche in questo caso polemica spicciola. Io voglio dire, se si accusa l'avversario di fare propaganda, di cercare del facile consenso, e prima o prima bisognerebbe guardarsi allo specchio, perché certe parole, quando si scrivono e si dicono, bisogna poi assumersene anche le responsabilità di quello che si dice. Perché io capisco la polemica e il confronto politico, però a me sembra abbastanza evidente che da parte di chi ha solamente che vomitato veleno nei confronti della sanità pubblica regionale, sottolineo pubblica, sostenendo che in sostanza la compagine che sostiene Luca Zaia ha distrutto la sanità regionale, approfittando in questi mesi di emergenza sanitaria di trovare sempre qualcosa per fare alimentare questo tipo di polemica, a mio parere è molto semplice capire chi ha strumentalizzato per fini elettorali di consenso e chi invece sta lavorando nell'interesse della cittadinanza veneta. Anche perché se le critiche possono essere legittime o comunque accettabili in una dialettica politica, sarebbe anche il caso, per onestà intellettuale, se qualcuno di costoro sono onesti intellettualmente, andare a fare qualche viaggetto in giro per l'Italia, in particolar modo in quelle regioni dove governano le forze politiche a loro contigue, e lì rendersi conto di come è stata gestita la sanità pubblica, e lì vedere come è stata gestita l'emergenza sanitaria. Perché se anche qui in Veneto c'è qualcosa che non ha funzionato o non funziona, per carità di Dio, è giusto dirlo, è giusto segnalarlo. Ma sarebbe anche bello, una volta tanto, ascoltare da parte di questi esponenti politici delle parole anche di merito, di elogio nei confronti del sistema sanitario della nostra regione. Perché sostenere che qui non va bene niente è una bugia colossale. E non è una bella operazione, non è un'operazione utile nemmeno nei confronti della cittadinanza, di quegli utenti che hanno necessità di utilizzare i servizi sanitari. Uff. Tirare la salute pubblica per fini elettorali, questa è una schifezza dal mio punto di vista. Questa è una schifezza. Strumentalizzarla, raccontando balle, questo è vergognoso. Adesso vi faccio vedere il video delle Iene, poi fatevi anche voi
una vostra opinione in tal senso. Io la mia ce l'ho. Grazie. Salve. Dovete mettere il camice però. Sì. Sono mesi che le migliori menti di tutto il mondo lavorano senza tregua per vincere quella che è stata definita la guerra contro il nemico invisibile. Il 21 di febbraio, verso le 5 del pomeriggio, mi hanno detto ci sono 2 casi di coronavirus e mi sono detto è arrivato. Esiste un posto in Italia dove hanno capito prima e meglio degli altri come combattere il coronavirus. Io ho mandato una lettera all'amministrazione dell'ospedale il 20 gennaio. Il 20 gennaio, un mese prima del paziente 1. Sì, il 20 gennaio mi ho fatto un rapporto all'azienda e ho detto che avevo iniziato a mettere a punto un test e che compravo i reagenti. Quanti ne avete comprati? Per 500.000 test. Per 500.000 tamponi. Mentre c'era qualcuno che si preparava all'emergenza che già sotto gli occhi di tutti colpiva duramente la Cina, comprando sul mercato a basso costo e facendo scorte di tamponi e reagenti che poi sono diventati introvabili, c'era invece chi è rimasto a guardare come il governo e tutte le altre regioni d'Italia, tanto che poi il nostro paese si è trovato del tutto impreparato un mese dopo all'arrivo del temuto Covid-19. Mascherine introvabili. In questo momento i tamponi non ci sono. Io questa mascherina ce l'ho da una settimana addosso. Qua ci stanno mandando in guerra senza armi. Anche il personale comincia ad ammalarsi. Qua la gente muore. Venissero 2 minuti qua in reparto a vedere quello che sta succedendo. Si è detto in un momento del genere zitti tutti, parola alla scienza. Ma c'è da riconoscere che da parte degli scienziati, ma anche di chi governa, sono arrivati messaggi a dir poco contraddittori. Quando è scoppiata l'emergenza in Cina, l'Italia doveva preoccuparsi oppure no? Io ritengo che in questo momento in Italia il rischio di contrarre questo virus zero. Cioè in Italia il rischio è zero. Perché? Perché il virus non circola. Si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così. La quarantena per limitare il contagio, quanti giorni deve durare esattamente? Dovrebbe durare circa 14 giorni. A noi servono 14 giorni. Una persona deve porsi in isolamento per 14 giorni. Nonostante non abbia più sintomi da ormai 28 giorni, ad oggi rimango ancora pienamente positivo. E le mascherine vanno indossate oppure no? Io personalmente la mascherina non la porto. Non uso la mascherina rispettando quelle che sono le regole del distanziamento sociale. Da oggi in Lombardia è obbligatorio per uscire di casa l'uso della mascherina. I tamponi, ad esempio, ne abbiamo fatti troppi o troppo pochi? I tamponi sono stati fatti in alcuni casi in maniera inappropriata. Aver esagerato con la prova tampone è un fatto che non risponde alle prescrizioni della comunità scientifica. Più test facciamo e più ovviamente è più facile che noi troviamo dei positivi. Il tampone è la fotografia di un istante. Noi dobbiamo fare il tampone a tutti. Questa è una doppia idiozia. E i tamponi andavano e vanno fatti soltanto a chi manifesta sintomi gravi e ha avuto contatti a rischio o anche agli asintomatici? Il tampone lo possiamo usare nel momento in cui il paziente è malato. I tamponi vanno fatti soltanto ai soggetti sintomatici, quindi tosse, febbre, congiuntivite, e che devono avere fattori di rischio o per contatto o per provenienza. Il tampone a tappeto non riesce a essere utile. Molti scienziati che ce l'hanno dette di ogni rispetto al coronavirus, è una finta influenza, è come un'influenza. Quante volte ci siamo sentiti dire non serve portare la mascherina, perché la mascherina la deve portare solo il sintomatico. La verità invece è un'altra. E mentre le indicazioni delle istituzioni sanitarie internazionali e italiane andavano in un'unica direzione, c'era solo una regione che faceva di testa sua disobbedendo a tutte le linee guida. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente se ne strafreghiamo. E nonostante in Veneto ci sia stato uno dei 2 primi focolai italiani del Covid-19, al momento, dati alla mano, sembra che se la siano cavata abbastanza bene, tanto da ripartire prima di tutto il resto del paese. È fondamentale attivare una fase 2 che sarà di convivenza. Lui è Luca Zaia, il testardo presidente di regione che sembra aver trovato la ricetta giusta. Decisi di fare i famosi tamponi a tutti i 3.000 abitanti. Voi Ugani tutti dicevano che non bisognava farli, ho avuto un sacco di attacchi nei giorni successivi, però pensai subito che siamo davanti a un virus che non conosciamo, abbiamo i primi 2 cittadini contagiati e ne venne fuori un fatto straordinario. Qual è? Che con i tamponi abbiamo trovato 66 positivi al coronavirus asintomatici, molti dei quali non conoscevano neanche i primi 2 contagiati, ammesso non concesso che fossero i primi 2 a questo punto. Questa è stata una scoperta straordinaria, perché se noi avessimo lasciato 66 persone a piede libero e non in isolamento
riferimento fiduciario, avremmo avuto degli untori inconsapevoli poveri. E così l'esperienza di Bo Euganeo, comune di 3.000 abitanti in provincia di Padova, da subito dichiarato zona rossa, nonostante le critiche di tanti, spiana la strada al cosiddetto modello Veneto, anche grazie alle intuizioni del professor Andrea Crisanti, professore di microbiologia all'Università di Padova. Prima della fine della quarantena mi ha chiamato il professor Crisanti, mi ha detto: guardi, voi avete dato vita a un'esperienza scientifica unica al mondo, avete fatto i tamponi a una comunità in quarantena e quindi dice vorrei rifarli prima della fine della quarantena. Noi abbiamo finanziato l'altro giro di tamponi e ne venne fuori che i 66 sono diventati 6. L'esperienza cosa ci dice? Bisogna trovarli, metterli in isolamento e si riduce il contagio. Insomma, se Zaia non avesse fatto subito quei 3.000 tamponi nel Padovano, scoprendo 66 positivi asintomatici apparentemente sani, che storia avrebbe avuto l'epidemia in Veneto? La cosa incredibile è che per farlo il governatore Zaia abbia dovuto disobbedire a tutte le linee guida delle più alte istituzioni sanitarie nazionali e internazionali. Era dichiaratamente contro le linee guida, sia OMS che Istituto Superiore della Sanità. Sembra che il mondo scientifico non prevedeva tamponi di massa. Ma più che per le critiche alla sua scelta, il governatore si sorprende per quello che le autorità sanitarie non hanno mai detto a chi doveva affrontare l'emergenza coronavirus in trincea. Ti consiglio di comprare mascherine, ti consiglio di comprare respiratori, ti consiglio di comprare i tamponi. Lei le ha sentite dire queste 3 cose? Chi ha studiato il caso Wuhan? Queste 3 robe, a me sembra l'ABC, no? Perché noi non abbiamo avuto queste indicazioni? Quanti di voi conoscono qualcuno che ha chiamato gli ospedali o la ASL della propria regione per chiedere un tampone e si è sentito rispondere picche? Non ci sono i reagenti, i laboratori non sono in grado di evadere una domanda così elevata. Perché in Veneto in questi mesi è stato più facile accedere ai tamponi piuttosto che in altri posti? Noi abbiamo fatto più o meno 210.000 tamponi. Ad oggi in Veneto, ma consideri che adesso noi abbiamo una potenza per farli con la nuova macchina che abbiamo acquisito, siamo gli unici in Italia ad averla, che ne fa 9.000 da sola al giorno. Come l'avete fatta a trovare? Su Amazon? No, l'abbiamo trovata perché il professor Crisanti sapeva di questa macchina, costa se non ricordo male 350.000 euro, ma fa 9.000 tamponi al giorno, li va a processare, poi i tamponi bisogna farli fisicamente. Abbiamo messo in linea tutte le microbiologie del Veneto, quindi tutti fanno tamponi, noi arriviamo verosimilmente dai 15 ai 20.000 al giorno. E penso che queste settimane devono essere usate per aumentare la nostra capacità di intervento nel fare diagnosi. Questo significa fare il tampone a tutte le persone che accusano sintomatologia, fare il tampone alle persone che gli sono intorno, cioè praticamente i parenti, gli amici e i vicini, perché se stiamo adesso in quarantena è lì che se la sorpresa. Però ci hanno detto a un certo punto che in Italia i numeri erano alti perché noi facevamo più tamponi degli altri. Ma questa è una stupidaggine, guarda. In Veneto personale sanitario contagiato su una percentuale molto bassa. Sì, molto bassa. Ci avete culo in Veneto? No, non abbiamo, non mi dica queste parole, io non dico parolacce. E allora perché è così bassa la percentuale? Non abbiamo fatto entrare nessuno in nessun reparto, anche se c'era l'appendicite, l'ictus, finché non è stato testato per coronavirus, perché non volevamo che infettasse gli altri pazienti nel reparto e i medici di reparto. Ok, la parola d'ordine è andare a caccia del positivo asintomatico che sta vicino a quello che si è ammalato. Vediamoli da vicino gli strumenti tecnici che hanno fatto la fortuna del modello Veneto. Per fare il tanto bramato tampone ci vuole un bastoncino tipo cotton fioc. Questo è il bastoncino. Sì. Ma dentro la fialetta cosa c'è? C'è il cervello di trasporto. Serve per preservare il virus e che non si degradi prima di arrivare in laboratorio. Poi ci vogliono dei reagenti, cioè delle sostanze chimiche che appunto reagiscono alla presenza del virus nel campione nasofaringeo prelevato dal soggetto posto in esame. Quelle scatole azzurre e bianche sono i famosi reagenti che non si trovano, quindi per sviluppare l'analisi di un tampone servono questi. Poi Servono i kit per le estrazioni, contengono all'interno tutti i reagenti. Lo strumento viene qui, buca e si prende i reagenti di cui ha bisogno. E semplificando molto, potremmo dire che le macchine per le analisi dei tamponi sono essenzialmente di 2 tipi. Quella a sistema aperto che hanno a Padova È molto produttiva, ci aiuta ad allestire le reazioni per far rilevare il virus. Qui i reagenti possono essere fatti in casa dal laboratorio stesso che la ospita. E poi ci sono le macchine a sistema chiuso come quella che hanno a Treviso. Quando noi facciamo questi processi qui richiedono dei kit particolari che sono prodotti da delle aziende. Dove al momento sono costretti a comprare i reagenti dalla casa che gli ha venduto la macchina che fa le analisi. Noi qui a Treviso stiamo
stiamo lavorando per svincolarci. A Treviso il Dipartimento di Microbiologia diretto dal dottor Roberto Rigoli, oltre ai tamponi, si occupa di provare i cosiddetti test rapidi. Allora, io mi sto per sottoporre al test rapido. Questo test va a cercare la presenza di anticorpi prodotti dal sistema immunitario quando il paziente è venuto a contatto con il virus. Quanto tempo si prenderà la mia goccia di sangue a parlare? 7 minuti. Addirittura. Fa malissimo, posso dirlo? No. Se sono positivo io sono fregato perché mi devo fare anche il tampone. Certo, esatto. C'è già la prima banda che è quella del controllo, quindi il test è andato a buon fine. Possiamo affermare che lei non ha avuto molto probabilmente contatti con il virus fino a 11 giorni fa. Negativo. Speravo di risultare qui positivo, cioè che mi ero tolto il pensiero, invece niente. Le leggo una frase e le chiedo un commento. La prova tampone non va fatta diffusamente. Non è che oggi qualcuno avverte di avere un'influenza, una febbre anche alta e fa la prova tampone. Assolutamente non sono queste le raccomandazioni della comunità scientifica. Ma sai chi l'ha detta questa? No, ma le ho sentite 1000 volte queste frasi. Il Presidente del Consiglio Conte. Le ho sentite 1000 volte queste frasi. Cioè lei è un disobbediente, diciamo. Ma no, allora diciamo che Conte ha un attenuante che è quella di non essere del mondo scientifico. Il grave è che l'abbiano detto quelli del mondo scientifico queste frasi.